cercava in tutti i modi di arruolare i carristi per andare poi a prendere questi carri dei tedeschi, abbandonati dai tedeschi, ma anche gli italiani hanno abbandonato i carri armati. Tutte cose, l'esercito si ritirava. Sì, i famosi carri Ma armati. Leopard, i famosi carri armati Leopard. Ma quelli italiani funzionavano i carri armati? Quei carri Ma armati c'erano più carri armati, specie di autoblindo. autoblindo, che c'erano dei carri armati Renault all'epoca, li avevano presi ai francesi, e li avevano mandati tutti in Sicilia, c'erano dei carri armati Renault. C'erano armi. C'erano 100 carri armati Renault in Sicilia che erano stati sequestrati quando i tedeschi sono entrati in Francia. Ci pigliarono questi carri armati, dicevano noi andiamo, e li hanno mandati in Sicilia, 100 carri armati Renault francesi, e glieli hanno dati agli italiani. Quindi c'erano questi carri e poi c'erano i carri, quelli tedeschi. Quindi questi carri evidentemente in qualche modo loro cercavano di recuperare. Specifico non lo so. E le mitragliatrici invece quelle là Tedeschi, a doppia canna, a doppia canna, micidiali, micidiali. quelle che poi hanno usato Tenevano un reggimento di quelli, a Troina ad esempio, l'hanno bloccato gli americani con una mitragliatrice sola messa là sopra, hanno bloccato tutti i reparti. E quindi Canepa cercava in tutti i modi di raccogliere persone che sapessero usare queste armi, arruolarli nell'Evis, in modo da andare a recuperare tutte queste armi che loro abbandonavano perché non se le potevano portare da presso praticamente. Certo. Non li potevano imbarcare manco sulle navi praticamente, che avevano le zattere. A Messina usavano le zattere per traghettare. Mettere sopra questi carri armati era un'impresa, poi forse scarseggiava anche la benzina, cose. E quindi Canepa era, in quel periodo era a Cesarò. Che zona era? A Novara, a Cesarò. Non si sapeva, quando si allontanava a campo si allontanava sempre solo, non lo diceva. Quindi io con chi parlavo, con chi discutevo, non lo dicevo. Non si sapeva. Sempre alla ricerca di armi. E invece per quanto riguarda... Perché poi, sai, tu c'è stato a Cesarò. Certo. Se tu ti affacci da Cesarò ai quarti di fronte, Sì. quello è il Monte Cattaino. Sì. Dopo facevano la transumanza, Sì. gli animali, Sì. che dai monti di Nebrodi, di Cesarò, scendevano, pigliavano la strada Petroina, si stavano fuori strada, passavano il Cattaino e comparevano sopra Bronte. Una scorciatoia praticamente. Lo tagliavano. Certo, però a piedi si poteva fare. Certo, a Con i mezzi no. transumanza Tutto a piedi. pigliavano i scecchi che avevano Montagne. 5-6 asine, e caricavano tutte le massarizie che c'erano, e poi arrivavano, dopo che arrivavano sopra Bronte, c'erano quelli che avevano per Caltagirone e quelli che avevano Pagana di Catania. Quindi qualche arma leggera si poteva portare, ma tipo armi pesanti, tipo... No, armi pesanti no. Là sopra poi d'inverno c'era la neve. Mortai si potevano portare. Mortai si potevano portare. Allora c'era questa cosa, c'era. Mortai. E poi c'erano stati soldati sbandati che erano stati partigiani, o a sinistra o a destra, sapevano maneggiare le armi. Certo, sapevano maneggiare le armi e quindi erano adatti a questo tipo di guerriglia, no? Perché era guerriglia questa qua. Sì. Con la divisa tutta dell'Evis, con il fazzoletto. Fazzoletto, la divisa no. Fazzoletto giallo rosso. Va bene. Stuta.